Se vi piacciono le recensioni notturne ASMR di NXT UK, adorerete le recensioni notturne ASMR della Old Friuli. Ebbene sì, ASMR, allora in teoria sì, sarebbe una recensione notturna perché, indovinate un po', colpo di scena, è notte, sì, è notte, però ovviamente questo video esce di venerdì pomeriggio circa e quindi non è che posso dire che è notturna, cioè nel senso, però è ASMR. Quindi cominciamo subito e immediatamente dalla recensione dell'All Friuli, il ritorno, e cominciamo subito dall'episodio dove torna il reverendo. Il reverendo che si presenta con dei vestiti super eleganti, fra l'altro a me comunque una cosa di questa nuova stagione della All Friuli che mi fa impazzire sono i modelli dei personaggi, che quindi sono presenti anche fisicamente nel gioco e che comunque hanno le loro sfaccettature, le loro particolarità, i loro dettagli, ed è qualcosa questo che rende il tutto ancora più coinvolgente. Non che prima non lo fosse, anzi, però adesso, vedendo anche queste figure, è molto più coinvolgente, ecco. Comunque, eh, innanzitutto, innanzitutto il reverendo è uguale all'attore Adam Scott, devo dire che diciamo che ho notato questa somiglianza e poi mi piace un sacco che ha questo tono tutto rilassato, io devo fare le messe eleganti, la chiesa mi fornisce questi vestiti, oppure per esempio quando dice, quando nell'altro episodio si era messa a piovere e ha detto ah ma non ti preoccupare fratello Happy Farming che ho altri 80 paia di scarpe o altri 900 vestiti così, c'è un reverendo che comunque si è fatto molti soldi e mi ha fatto anche ridere la battuta di Happy Farming quando ha detto cazzo io mi ricordavo i preti di una volta, brutti, ciccioni, invece ora questo prete tutto un bell'uomo, cazzo è Adam Scott praticamente. Ehm, Poi passiamo adesso all'altro episodio dove dopo il risotto della signora Concetta Happy Farming inizia ad avere un inizio di diarrea e di cagarella. E infatti era proprio questo l'episodio dove si era messo a piovere. E insomma un reverendo che poi ha benedetto anche la colza, gli vuole in futuro benedire anche i trattori, ha detto Happy Farming che è un angelo mandato in terra per curare i campi. Un altro episodio, questo è il quarto, quello che vi sto dicendo adesso, un quarto episodio veramente spaziale, e poi il quinto episodio che è uscito 2 giorni fa, anche se quando uscirà questo video saranno passati 3 giorni. Passiamo adesso all'episodio numero 5, quota 5, con gli Usos e i Samoani, soprannominati come i Samoani. Tra l'altro mi piace molto anche che ho notato questa cosa, ogni volta che chiama qualcuno ha una suoneria speciale, se chiamano i Samoani, quindi gli Usos, parte la suoneria degli Usos, se chiama Seth, parte la suoneria di Seth Rollins. Ecco, mi stavo dimenticando del personaggio che mi fa più ridere, Seth, il proprietario dello shop, lo shop che appunto si mette a ridere sempre come fa Seth Rollins, però mi fa ridere Paolo come ride, come interpreta, cioè mi ha fatto ridere molto quando c'è stato il confronto tra Seth, il proprietario dello shop, e Happy Farming, quando Happy Farming ha detto ma ti faccio ridere, ma che cazzo ha da ridere questo? Cioè, mi fa troppo ridere le reazioni che ha Happy Farming quando deve incontrare questi pazzi per il Friuli. Ehm, E poi, insomma,
Eh, comunque, un segmento pazzesco. E poi abbiamo avuto gli Usos, tra l'altro i Samoani, gli Usos parlano, Jimmy e Jay parlano come Raul Colon, parlano così. Forse perché hanno l'apparecchio, scusa, hanno i denti d'oro, hanno quelle porcherie che si mettono sempre gli afroamericani in bocca. La maggior parte sono i rapper che si mettono ste cagate in bocca. E quindi poi anche qui hanno il loro cugino Romano Regna, Roman Reigns, Romano Regna che appunto spero di vedere, anche perché Roman Reigns è un personaggio abbastanza eh, stravagante della WWE, e il Tribal Chief, l'Head of the Table, è praticamente un mafioso samoano, e sarebbe interessante vedere uno scambio tra Roman Reigns, quindi Romano Regna, e Happy Farming, magari non come quello che c'era stato fra Inner Circle e Happy Farming Team nella seconda stagione, soprannominata Old Friuli, però, cioè nel senso, sarebbe veramente interessante vedere un confronto anche tra Romano Regna e Happy Farming, tipo con Romano Regna che dice Acknowledge me as your tribal chief, acknowledge il mio campo, acknowledge la mia farm, cioè sarebbe bellissimo. E poi, e poi un giorno spero anche, parlando di tag team e di presenze nel mondo del pro wrestling, spero di vedere gli Young Bucks in questa, in questo old, in questa old Friuli. E infine andiamo a recensire l'episodio più recente, con il fatto che parte con la suoneria di Seth Rollins, e Seth chiama il top visionario. In più hanno parlato anche del fatto che dovevano fare l'ordine da Amazon Prime, Amazone Prime, e Happy Farming che ha pure acquistato il 11090, che è un top trattore, eh, quindi diciamo che comunque Seth sta facendo buone cose nel suo show. Poi abbiamo avuto anche ovviamente la frase immancabile del nostro reverendo, che a ogni episodio ci dice pace e bene fratello, pace e bene. E quindi chiudo la recensione dicendovi pace e bene fratelli, pace e bene in ASMR. E quindi ci vediamo alla prossima.